geosito paleontologico di Cava d'Uiguru si trova nel territorio di Genoni, nella Sardegna centrale. I fossili che possiamo ammirare, ancora preservati nella roccia, sono la testimonianza di un mare che circa 20 milioni di anni fa invase buona parte della Sardegna. Una complessa stratificazione di fossili, in prevalenza composta da ricci di mare e conchiglie simili a piccoli ventagli, venne seppellita da decine di metri di sedimenti sabbiosi. Probabilmente questi accumuli fossiliferi sono la conseguenza di forti tempeste. Col passare del tempo l'ambiente cambia. Nel nostro basso mare costiero i ricci lasciano il posto a granchi e turritelle, lumache di mare dalla caratteristica conchiglia allungata a volta a spirale. L'eccezionale ritrovamento di un dente di coccodrillo, proprio in questi strati, ci ha permesso di documentare la presenza di questi grandi rettili anche in quest'angolo di Sardegna. In questo periodo geologico, il Miocene, la Sardegna, assieme alla Corsica, si trovava ancora davanti alle coste francesi della Provenza. Nel giro di circa 2-3 milioni di anni i movimenti della crosta terrestre portarono il blocco sardo-corso nell'attuale posizione, al centro del Mediterraneo. L'ambiente era di tipo subtropicale, con un'intensa attività vulcanica. La presenza di una faglia ci dimostra i movimenti della crosta terrestre e rende il sito di Cava d'Uiguru ancora più interessante per scoprire la nostra storia geologica. I fossili raccolti nelle campagne di scavo sono esposti al Museo Parc di Genoni, ubicato nel Colle di Sant'Antine. Oltre alla sala dedicata alla paleontologia è presente una sezione archeologica dove è possibile ammirare la ricostruzione del fondo del pozzo nuragico scoperto proprio nel Colle di Sant'Antine. Nella sala multimediale, grazie a potenti microscopi ed altre attrezzature, è possibile fare lezioni interattive con gruppi di scolaresche e semplici appassionati. Anche il laboratorio è destinato alla didattica ed è inoltre utilizzato per la preparazione di reperti da esporre nelle sale.